La spaccatura nella Lega potrebbe far vacillare la tenuta nella maggioranza in Regione Veneto. Santino Bozza, consigliere regionale e bossiano di ferro, inserito tra i 35 espulsi annunciati domenica 90, vuole formare un gruppo autonomo per isolare Flavio Tosi, che considera l'unico vero artefice della sconfitta elettorale della Lega nel Veneto. Santino Bozza ha partecipato a Padova ad una riunione con altri esponenti leghisti per valutare l'uscita dal gruppo consigliare del Carroccio e domani è prevista un'altra riunione perché Bozza vuol capire chi lo affiancherà in questa guerra contro Flavio Tosi. Intanto il Consiglio federale ha respinto 12 delle richieste di espulsione su 17 avanzate dalle segreterie nazionali, accogliendone soltanto 5, e Bozza è tra questi ultimi. Si è macchiato della colpa di aver annunciato il voto al PD in campagna elettorale e di aver presentato un esposto alla Guardia di Finanza sulle spese del gruppo della Lega nel Consiglio Veneto, anche per gli anni in cui proprio Tosi ne faceva parte. La situazione in regione si fa delicata perché dei 20 leghisti del gruppo originario, oltre a Bozza, ci sono Sandro Sandri, che ha preso le distanze dal partito, poi pende la richiesta di espulsione anche su Giovanni Furlanetto e poi sono scattate sanzioni contro Vittorino Cenci e Cristiano Corazzari. Tutti fedeli a Zaia, ma se si unissero in gruppo autonomo potrebbero togliere il loro appoggio. Inoltre in giunta i tosiani sono in maggioranza.